L'autonomia vale anche la messa in discussione di un governo, ha scandito Luca Zaia dal palco di Pontida, srotolando accanto a diversi militanti la bandiera con il leone di San Marco, una frase che di fatto apre l'ultima settimana di campagna elettorale e che sembra più rivolta agli alleati del centrodestra, Fratelli d'Italia in primis, che agli avversari, ma dal coordinatore regionale del partito meloniano arrivano parole nette: la lealtà sarà massima. Noi siamo gli unici che non hanno ancora provato di non essere a favore dell'autonomia, perché la Lega è stata al governo con tutti i partiti tranne noi e l'autonomia non l'ha portata a casa. Noi siamo l'ultima spiaggia per l'autonomia e questo va ribadito. Noi siamo l'unica garanzia di poter fare l'autonomia. Dopodiché Zaia si riferiva probabilmente al fatto che prima dobbiamo vincere le elezioni, poi dobbiamo farlo il governo e dopodiché semmai dobbiamo essere critici nei confronti del governo. Ma io non venderei la pelle dell'orso prima di averlo preso. Un impegno, quello di De Carlo, che sembra bastare a Gianangelo Boff, commissario provinciale del Carroccio. Il centrodestra sembra così serrare le file della coalizione alle porte del voto su uno dei temi più incandescenti, almeno in Veneto. Nell'accordo di centrodestra c'è l'autonomia, tra l'altro il documento sull'autonomia è un documento redatto anche dai nostri governatori Zaia e Fontana, proprio a garanzia del fatto che venissero rispettati quelli che erano i principi, e quell'accordo è stato sottoscritto da Meloni e anche da Berlusconi e anche da Brugnaro come parte di centro, e quindi voglio dire non vedo quale sia il problema.